Con il convegno di stamattina vogliamo appunto dimostrare che l'unica via possibile per la ripresa economica e per una veloce ripresa economica è appunto il percorso federalista. L'esempio nella Germania, abbiamo sentito qui e abbiamo visto con il confronto dei dati italiani e tedeschi che quando c'è risorse date al territorio, responsabilità data al territorio, queste vengono spese bene e logicamente si hanno i risultati. Quando c'è un centralismo troppo forte, mortifica le regioni, ma non solo all'interno del nostro Stato, all'interno dell'Italia, ma le regioni che potrebbero essere competitive a livello europeo vengono frenate e logicamente abbiamo la situazione economica che ci troviamo in questo momento. Semplicemente dando più risorse alle regioni, smettendola con i tagli lineari, passando ai costi standard e soprattutto premiando chi amministra bene, possiamo avere una ripresa veloce. So I'm very happy to be here at this conference. It's a pleasure for me to discuss issues about fiscal federalism and the setup of the European Monetary Union with the distinguished other speakers here and of course the President of the Regional Council. And I think it's a key topic also for the stability of the monetary union, how to ensure a balance between liability and control so that responsible decisions are taken and we ensure sound public finances. I think there are of course differences in the setup, but at the end the problems or the challenges remain the same, namely how to ensure that responsible decisions are taken, to ensure that this is a system that also has enough elements of subsidiarity, of competition, and thus the exchange is, I think, very valuable. La conferenza di oggi è servita soprattutto per capire che cosa l'Italia dovrebbe fare per cercare di migliorare la propria situazione ed assomigliare di più alla Germania. Prima di tutto un sistema federale, noi l'abbiamo lasciato il federalismo, vogliamo riaccentrare tutto, quindi applicazione dell'attuale titolo quinto, cosa che non è stata fatta, si vuole riformare senza averlo applicato. Abbiamo capito che un sistema federale porta responsabilità, porta soprattutto gestione sana del denaro pubblico. Questo noi vogliamo e questo è l'esempio che ci dà la Germania. Questo convegno sta dimostrando con i numeri, con i dati, che il federalismo fa bene alla crescita e che al contrario il centralismo peggiora l'efficienza dei sistemi amministrativi e rende più difficile la crescita. Dunque, in un momento in cui spira nel nostro Paese un'area di neocentralismo, noi dobbiamo riaffermare con forza le ragioni concrete, i dati pragmatici che sostengono l'importanza del percorso inverso e da Lombardia e Veneto soprattutto, che sono le regioni che soffrono di più questa situazione, deve alzarsi forte la voce per invertire la tendenza.